La settima corsa, premio Natale Nicola, sono 11 femmine di 3 anni, non vincitrici di 5.000 euro dietro le ali della macchina. Il numero 1 Forza 9, Flavio Martinelli, 2 Frisi MTT, Lorenzo Talpo, 3 Fashion Hair, Roberto Ruvolo, 4 Fariba Spritz, Andrea Farolfi, 5 Fabulous Lady TC, VP dell'Annunziata, 6 Fury Cronos, Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Fox Matley, VP dell'Annunziata, 8 Fiaba Lunare Club, Antonio Barbaro, 9 Fatima Truppo, Alessandro Gocciadoro, 10 Fringuella Jet, Andrea Vitagliano, 11 Fauna Jet, Marco Volpato. Favorita Fatima Truppo nei confronti di Fury Cronos, Fashion Air, Fariba Spritz, tutti molto vicini nella valutazione. Lo start inizia a prendere velocità, problemi per Forza 9. Sbaglia Fury Cronos, veloce Fariba Spritz a prendere la testa nei confronti di Fashion Hair, veloce dalla seconda fila Fatima Truppo che precede Fringuella Numero Jet, 1 Forza quindi 9 MTT. squalificato. Si vanno a completare i primi 200 metri da parte di Fariba Spritz in 14,9. Fariba Spritz al comando, muove all'esterno Fatima Truppo che punta in avanti con decisione dopo 300 metri di corsa. Insiste Fatima Truppo che va su Fariba Spritz, ne vengono fuori 400 metri abbastanza svelti in 29,7, poi Fatima Truppo passa nei confronti di Fariba Spritz. La terza posizione è per Fashion Hair che precede Fringuella Jet, quindi Frisi MTT, poi Fiaba Lunare Club, ancora Fox Matley 644,3. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Alessandro Gocciadoro, in salchia Fatima Truppo che viene a completare i primi 800 metri in 59,5. Fatima Truppo, Fariba Spritz, Fashion Air, Fringuella Jet, Frisi MTT, Fox Matley, Fiaba Lunare Club. In mezzo alla pista prova ad avventurarsi Fabulous Lady TC. Chilometro passato in 1,14,6 da Fatima Truppo che è in vantaggio su Fariba Spritz, Fashion Air e Fringuella Jet, gli altri che perdono battute. Quando siamo a 450 numero 2 Fresia MTT squalificato. Numero 11 Fauna Jet squalificato. È andata tutta Fatima Truppo e ora è praticamente ferma Fariba Spritz nella sua scia e poi Fashion Hair. Dalle retrovie si ingamba Fox Matley a 200 dalla conclusione, addirittura 16,3 la piegata, sposta Fariba Spritz su Fatima Truppo, a centropista Fox Matley, sbaglia Fariba Spritz, Fox Matley che attacca Fatima Truppo che prova una strenua difesa, ma nel finale Fox Matley passa e vince su Fatima Truppo al terzo Fashion Air. 32,8 ad arrivare, 1,16,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Fox Matley che è rimasto lì in corda, indietro, venuto via sul parziale più lento della corsa. VP dell'Annunziata perfetto nel timing, porta a casa il successo per Battista Conjual Training, i colori di Maurizia Bertolani, il successo per Fox Matley, VP dell'Annunziata. Lo rivediamo nelle immagini apparigliare e battere una Fatima Truppo che si è letteralmente piantata negli ultimi 400 metri, passa e vince Fox Matley.